e chi voi mi conoscete, quindi non so che fare, sono nudo come un verme e alla gogna di tutti e questo non è bello, però io ho le spalle larghe. Se fosse capitato a un ragazzo, a una ragazza che sta cominciando, no? Noi parliamo tanto di disabilità, si chiamano disabili, non si chiamano ragazzi diversi, non so come, no, si chiamano disabili. E quella ragazza che si chiama Cinzia, poi parlerò, io forse parlerò poco, ma la canzone Piero e Cinzia che lei sentiva dedicarsi, se qualcuno mi avesse detto veramente che era una ragazza autistica, perché se no facciamo una confusione tremenda su tutte le disabilità. Io le conosco tutte, perché ho seguito, mi interesso veramente, non così astrattamente dei problemi. Quindi sentirmi toccato da questo veramente mi ha fatto del male, costretto per un equivoco, a scusarmi con tutti e fare la parte del mostro senza che veramente qualcuno possa realmente difendermi. Io solamente ho questa, la voce, la volontà, la voglia, il cuore e qualche volta anche il coraggio.